Si chiama acceleratore lineare, è una strumentazione di assoluta avanguardia che porta la radioterapia bellunese ai massimi livelli. 2 milioni di investimento che permetteranno per esempio di colpire le patologie oncologiche alla prostata e all'apparato mammario con la massima precisione e producendo il minimo danno possibile ai tessuti circostanti le cellule tumorali. È un grande investimento, sono 2 milioni di euro. Acceleratore lineare vuol dire che questo sta diventando di fatto, lo è da oggi, come uno degli hub tra i pochi a livello regionale, forse 2 o 3 hub, che riescono ad avere una radioterapia mirata e quindi le cellule verranno colpite da questo cecchino, da questa nuova tecnologia, evitando di distruggere nella fase di radioterapia magari i tessuti non intaccati dal tumore. Per i bellunesi non sarà quindi più necessario guardare altrove e non solo, è una struttura che potrà essere di supporto anche per dove una strumentazione tanto aggiornata non è ancora disponibile. Per la sanità bellunese vuol dire che questo apparecchio pone la nostra azienda ai massimi livelli della radioterapia, non soltanto del Veneto ma d'Italia. Questa tecnologia è nuovissima, permette dei trattamenti differenziati molto precisi e quindi cambia l'approccio terapeutico, la durata delle terapie e la qualità di vita dei nostri pazienti.